Ben ritrovati su TVA, l'LCN 92 del digitale terrestre in tutta la Sicilia e naturalmente nello streaming dal sito www.televideoagrigento.tv negli stessi orari della trasmissione digitale praticamente in tutto il mondo. Target, la puntata numero 15, ancora una volta entra con delicatezza nelle vostre case e come al solito vi proporremo delle belle realtà del territorio agrigentino e non solo. Siamo già a metà del mese di maggio, un mese che forse insomma è un po' più pazzerello di marzo, perché non è il tempo consono di questa stagione. Noi alle nostre latitudini siamo praticamente abituati a maggio quasi ad andare in spiaggia, invece qua ancora insomma il bel tempo arranca. Ma a prescindere da quelle che sono le condizioni meteorologiche, noi siamo qua comodamente seduti negli studi di TVA per restare con voi per almeno un'ora e dicevo per parlare delle belle realtà del nostro territorio. Target, il bersaglio, l'obiettivo della nostra trasmissione è proprio questo, di amplificare e far conoscere a un numero più ampio possibile di persone quelle che sono le varie attività, le varie personalità, le associazioni, insomma tutto quello che di buono produce il territorio agrigentino. Per cui passo subito a presentarvi gli ospiti della serata con... più che ospite è un padrone di casa, insomma, lui a TVA c'è stato da sempre, Enzo Alessi, non so definirlo regista, attore, scrittore, direttore, ha tantissime di quelle attività che lo rendono proprio l'uomo dell'anno. Quest'anno ti hanno proprio detto l'uomo dell'anno a Raffadale. Vabbè, ne parleremo anche di questo. E poi abbiamo con noi Andrea De Castro, lui è il presidente dell'Associazione Nazionale Bersaglieri in Concedo della provincia di Agrigento e con lui due bersaglieri in concedo con naturalmente le piume del loro cappello, Carmelo Terrasi e Salvatore Casà. E poi un gradito ospite, in questo caso oserei dire veramente internazionale. La dicitura ufficiale è medica artista, ma l'artista non nel senso riduttivo dell'artista, poi magari ce lo spiegherà lui, ce l'ha detto altre volte, perché lui è attore, cantante, scrittore, poeta, animatore, formatore e tantissime altre cose. Salvatore Nocera Bracco. Grazie della vostra presenza. Professore, dicevo padrone di casa, non a caso, dai, TVA da sempre è stato insomma un tuo punto, diciamo casalingo, ecco, casalingo, sì. Ti ricordi la prima trasmissione che hai fatto qua o è il troppo lontano? Tanti anni fa, e ne ho fatte tante, da Porte Aperte a TVA con voi e via dicendo, e ho trovato sempre non solo un notevole sostegno da parte degli editori, ma anche consensi per quello che cercavamo di dire, di fare. Qualche polemica c'è stata pure, qualche volta mi sono scontrato, non con gli editori, ma con persone fuori che io criticavo, e ho, ripeto, sempre trovato in questa televisione un appoggio notevole, anche rischioso da parte loro, ma che vuoi, io ero fatto così e devo dire che mi hanno sempre sostenuto. Dobbiamo dire che in realtà veramente grandi gli editori di TVA, una televisione aperta a tutti, senza preclusione veramente di sorta, dove ognuno può esprimere liberamente la propria opinione, nei limiti naturalmente canonici di quella che è la comunicazione normale. Salvatore invece, ti ricordi tu della prima presenza a TVA? Credo che prima di iniziare la sigla ricordavate qualcosa col professor Alessi. Beh, intanto con il nostro ben amato Gerry Butera, mi ricordo, uno dei primi, no? Sì. Insieme all'attore eccetera, facevamo musica insieme, no? Quando io facevo le mie sperimentazioni musicali, avevo questa mia dimensione, venivo spesso a TVA con Gerry e poi, incredibile a dirsi, anche a Porte Aperte nella trasmissione di Enzo Alessi, dentro la quale ci divertivamo, dicevamo quello che pensavamo, avevamo molte cose da dirci. Era un periodo molto fertile, no? Fermentavano teatri, cinema,
letteratura, eccetera. Adesso si sono un po', come dire, organizzate meglio le cose, ma allora, quando non avevamo molti fondi a disposizione, quando tutto era sulle nostre spalle, riuscire a dire delle cose nel nostro territorio era davvero un'impresa. E devo dire che noi, anche grazie a Enzo, insomma, e a Gerry, Arturo, agli editori di questa bellissima televisione, ci riuscivamo. Una cosa voglio ricordare, anche se faceva parte ufficialmente di un'altra televisione locale, però con questa TVA io con Gianni Braccelli abbiamo fatto una bellissima, anche grande Gianni, anzi, che saluto lì dove si trova adesso, una bellissima serie che si chiamava I Centri della Memoria, no? Era una cosa dove io conducevo, pensavo le cose, le scrivevo, eccetera, eccetera. Giravamo la provincia, la gente diceva che sì, neurologo, il centro della memoria. No, nel senso che cercavamo i luoghi dove ancora la memoria aveva qualcosa da dire, che poi Carusi si scordava, cioè sì, così appartieni è una cosa di cui non gliene frega più niente a nessuno, ma aveva anche questo aspetto davvero bello. Certo, abbiamo insomma un po' così fatto un po' di amarcord. Invece i bersaglieri li abbiamo voluti qui perché, come dicevamo anche prima, insomma, le piume del loro cappello, la fanfara, la corsa sono veramente nell'immaginario collettivo forse una delle specialità dell'esercito italiano più belle. Andrea De Castro, lo riscontrate ancora così da congedante, diciamo? Sì, noi siamo orgogliosi di essere bersaglieri perché il nostro detto dice bersagliere a 20 anni, bersagliere per sempre. E noi non siamo ex bersaglieri, siamo bersaglieri, bersaglieri in congedo, come giustamente non si finisce mai ha detto di essere lei, non si finisce mai. Io sono partito per la leva nel luglio del 1966. Quando c'era la leva, lo diciamo magari ai ragazzini, sì, andare prima a militare era obbligatorio per legge. Obbligatorio. Sì, io ricordo arrivata a dire il vero non è arrivata la cartolina, in quanto io ho fatto la domanda per ufficiale, quindi ho dovuto attendere la chiamata da parte famoso AUC, dell'esercito, il famoso AUC. Arrivata la chiamata ho fatto 5 mesi di corso allievo ufficiale alla scuola per le orse di Caserta, scuola di truppe meccanizzate e corazzate, e il dire che sono stati i 5 mesi più duri della mia vita è dire poco. Non ci davano tregua in nessun momento della giornata. Ma io ho fatto pure l'ufficiale, l'ho fatto nella scuola della motorizzazione. La prima cosa che ci dicevano, 113esimo, quindi sono molto più giovane, la prima cosa che ci dicevano: Salvatore, per poter comandare, quindi dare gli ordini, prima devi ben sapere ubbidire. È vero. Se non sai ubbidire bene non potrai mai comandare bene. È vero questo? È vero, sì, e a noi proprio per questo è stato duro, perché anche il CAR è duro, però, come giustamente ha fatto notare lei, per noi gli ordini erano tassativi e dovevano essere eseguiti in maniera minuziosa, precisa, e più esasperati erano gli ordini e più li doveva eseguire bene. Per cui, insomma, è stato 5 mesi durissimi. Bene, parleremo con i bersaglieri delle loro esperienze, diciamo, del servizio di leva, ma anche delle attuali cose che fate iniziative che fate come associazione. E voglio ritornare al professore Alessi, perché il 9 di maggio è la data sia di Aldo Moro ma anche di Peppino Impastato, professore Alessi. Sì, io ho qui tra le mani un libretto rarissimo, Navarra Editore, dal titolo Amore non ebreo, che sono poesie e immagini di Peppino Impastato. Vedi, io ho un ricordo che risale ai primi di giugno del 1977. Mi trovavo a Borgo di Dio, che è il villaggio di Danilo Dolci, vicino Trappeto, e lì c'era un convegno sui beni culturali della regione. C'era un funzionario della regione e a un certo punto interviene questo giovane con la barbetta, che io non conoscevo, e fece delle critiche serie, puntuali e devo dire anche sostenute. E l'altro dovette ammettere che sì, c'erano ritardi
Finito quel convegno, lo avvicinai, gli strinse la mano, dico: io mi chiamo Enzo Alessi, tu dici: io mi chiamo Giuseppe Peppino Impastato, ci sono di Cinisi. Ah, dico: sì, mi fa piacere. Dico: ma tu di cosa ti occupi? Io ho una radio Out. Radio Out, sì. E poi mi chiese io di dov'ero, dico: io sono di Raffadali, a quel tempo era sindaco Salvatore Di Benedetto, partigiano, e mi disse: ma tu sei fortunato. E allora dissi: senti, come Raffadali vive ancora quest'anno è stato straordinario, tu pensi a un 1° maggio a Raffadali con 20 carri che sfilano, con un corteo di 1000 persone, passa, Dico: vieni, dico, il prossimo anno che io ti ospito. E mi disse sì, ma l'anno dopo, proprio il 1° maggio, lui era candidato lì a Cinisi e quindi disse: non posso venire, ma ci vediamo. 8 giorni dopo seppi che l'avevano ucciso. Io da questo libretto, Amore non ne avremo, vorrei soltanto leggere una delle sue 17 poesie che sono qui. È breve perché lui aveva questa cosa di scrivere breve. Appartiene al suo sorriso l'ansia dell'uomo che muore, al suo sguardo confuso chiede un po' di attenzione, alle sue labbra di rosso corallo un ingenuo abbandono, vuol sentire sul petto il suo respiro affannoso, è un uomo che muore. E questo ricordo di Peppino Impastato, proprio in questi giorni hanno riproposto i famosi 100 passi, il film, insomma, sì. Che nel titolo percorrere la distanza che c'era da casa sua alla casa del capomafia, insomma, del boss. Salvatore, allora, dicevamo medico artista, l'abbiamo detto più di una volta, che non vuol dire artista nel senso stretto della parola, ma ha un significato molto più profondo. Toccava di dire una cosa, signor oggi come cittadino di Naro, io sono Regno Denaro. No, ascolta, Denaro, io leggo nella tua biografia, nato in Lombardia. A Desio, sono nato a Desio, provincia di quindi? Però io sei immigrato a Naro? No, vabbè, mio padre era immigrato a Lottobianchi, no? E poi io sono ritornato a Naro a 6 anni, ho fatto le scuole, poi venivo all'università a Pavia e paradossalmente a Pavia ho deciso, sai le confusioni, siculo, lombardo, discutivano, mi dicevano perché parlavo in italiano, no? Che fai? Imposti la voce. E poi, incredibile a dirsi, invece, tornando a Pavia, ho deciso là di essere siciliano con tutti i sensi propri. Anzi, Denaro, provincia del no? E questa cosa del medico artista mi nasce appunto perché quando era Nico, cioè io avevo molti talenti, caro Enzo, tantissimi talenti, quindi, la musica, la letteratura, la scrittura, eccetera. Per fortuna ho avuto molti maestri che mi hanno, devo dire, indirizzato e non mi hanno fatto, non mi hanno lasciato indietro, no? E insomma la gente mi tagliava, ma chi so che fa, bravi. Mi incoraggiavano, quando ero mi incoraggiavano tutti, caro Enzo. A che facendo? Non va a sapere, quanto fa a fare, parla come tu fici toma. Qualcuno mi incoraggiava diversamente, non so se lo posso dire, veramente mi dava un sostegno potente. Uno mi diceva: ma come sì, che ti credi di essere? Cioè robe di questo tipo, no? Poi la gente insomma mi tagliava, diventavo pure un medico a un certo punto, non mi sono laureato, cioè pure un medico, cioè una confusione, cioè come? Ci sei laureato in medicina e te la giù lì, fai con questa storia, te la vai giugiuliando con questa storia, con queste fesserie artistiche. Come fesserie artistiche? Io avevo in mente invece altro nella vita, avevo le idee chiare, erano chiare, però dovevo definirmi, perché quando qualcuno mi diceva: ma che cosa fai? Ci vai a dare tutte cose. Finalmente ho trovato una parola bellissima, studiando ovviamente le mie cose, medico artista, unica parola. Il medico artista è deriva dalla medicina mediterranea, no? Dai greci, dai latini, dai popoli. Cioè, i latini definivano la medicina ars medica, quindi il medico artista è colui il quale pratica l'ars medica, ovvero mettere al centro la persona prima delle sue malattie, una persona che soffre, certo, ma che ha un nome, un cognome, un luogo di provenienza, una tradizione, una piccola storia da raccontare, magari con parole semplici, a qualcuno che l'ascolta, la comprende, le dà valore. E in questo senso la persona è prevalente, per cui anche il concetto di cura cambia. Il concetto di cura è un andare insieme, è un crescere insieme, è un prendersi per mano reciproca, è andare via tutta la vita. La cura è una relazione viva tra persone vive, direbbe la mia
una dei miei riferimenti filosofici, Luigino Murtari, filosofia della medicina. Ed è fondamentale questo aspetto, per cui ho scoperto la mia tradizione anche grazie a questo, quindi tutto quello che sono è una cosa sola, un tutt'uno. Giusto per dire, l'antropologia, insomma, che è una di quelle discipline che derivano dalla medicina, come la sociologia e come molte altre, come la pedagogia, è stata fondata ufficialmente da medici, che ne so, Giuseppe Pitrè, no? Salvatore Salomone Marino, per esempio, Medici. I nostri medici, però. Ma la cosa più importante, a Pavia ho scoperto un altro, Paolo Mantecazza, il quale a Pavia aveva fondato niente di meno che l'Istituto di Patologia Generale. La stessa persona a Firenze ha fondato l'Istituto di Antropologia Culturale Italiana. Quindi tu immagina cosa vuol dire per me essere medico. È un servizio alla persona, e io mi reputo persona prima ancora che medico. Un essere veramente completo. Voglio ritornare al tuo essere di Naro. Io siciliano sono, anzi di Naro, e poi lo hai fatto diventare uno spettacolo. Ma certo, è un'idea che mi tiro dietro da 30 anni, però la prima ufficiale l'abbiamo fatta all'Expo di Milano nel 2015, è stata davvero una bellissima esperienza, perché parlare della mia esperienza, in realtà come dire, sotto falso nome c'è un personaggio che non sono io, ma Salvatore Camperi detto Totuccio, no? Salvatore Camperi detto Totuccio che narra la sua storia. Certo, dietro Salvatore Camperi ci sono io, però non sono io, quindi posso dire delle cose che altrimenti da me non potrei dire, no? Certo. Ed è un itinerario alla scoperta di una radice, di una tradizione, no? Di qualcosa che oggi manca a molti, no? Mi ricordo questa relazione che avevamo, Enzo, ti ricordo anche i signori, credo, con gli anziani, con le persone anziane, con i vecchi, i quali ci raccontavano le storie, ci proteggevano, ci guardavano con gli occhi, ci acculturavano, no? C'è questa parola difficile, acculturare, no? Oggi quando si stanno davanti alla televisione, davanti al telefonino, chattano, non hanno idea di che cosa voglia dire essere vecchi, che valore hanno i vecchi, cosa vuol dire essere nonno. Una volta il nonno era la nostra enciclopedia di vita. Io mi ricordo che i miei nonni e le mie nonne, anche mia mamma, mi raccontavano un sacco di cose, e io in tedesco mi arrecleava, cioè crescevo tanto, sentivo le musiche, le loro melodie, i loro racconti, e i vecchi avevano questa dimensione. A Naro ce n'era uno in particolare, a proposito di poeti, che a me mi ha dato molto, è stato il mio primo maestro ufficiale, si chiama Pietro Coglialletti, era un poeta falegname, no? Il quale scrisse delle cose bellissime, chissà, cioè, preda già sogno d'un'età sfiorita, nenti mi resta di la giovinezza, un piso enorme diventa la vita, cose bellissime. Era stato deportato, mi ricordo, dall'Istria, insomma lui aveva subito molti dolori, e però era una persona dolcissima, aveva una grande esperienza, era il poeta falegname, aveva una putia di falegname. Mi ricordo che quando nel 1979 andai da lui, perché ero già andato a Pavia e facevo il musicista a Pavia, una cosa meravigliosa, e gli feci ascoltare la musica che io avevo fatto, le sue poesie. Lui letteralmente si mise a piangere, mi disse: Casi, è bellissima una cosa. E forse queste cose allora ti hanno fatto rimarcare, anzi gridare: io siciliano sono. Anzi di Naro. Ognuno nella nostra specificità, certo. Perché è importante l'origine, ma è importante che non siamo tutti uguali. Oggi c'è la tendenza a globalizzare. Sì, dice Naro, dice Cascio Filippo, dice Favara, dice Raffadare, come dire la stessa cosa. No, ognuno di noi ha la sua storia, è unica ed è specifica. La microstoria, cioè la particolarità della tua storia, è quella che ti permette di essere quello che sei, no? Cioè, adesso mi facete citare cose importanti, Tolstoi, eccetera, eccetera, quanto sia fondamentale parlare della propria origine. E un incontro con il pubblico? Spettacolare, anche perché il pubblico, l'altra sera era sold out, quindi devo dire, insomma, anche a Milano che c'è questo aspetto, io sono di Milano, effettivamente vai una calata melanisa, un po' brianzola a dire il vero. No, il pubblico si diverte da morire, perché oltre a sentire queste cose in dialetto, tra virgolette, che poi per me è una lingua a dire il vero, no? Quando ci dice, per esempio, appunto parlavamo prima, no? A parla come ti fece Toma, no? Parla terra, cioè a te ne mangiaste menestra calleata, no? Cioè te ne sei mangiata menestra riscaldata la sera, quella rimasta a mezzogiorno, e poi glielo spieghi che cosa significa rilanzato, significa no, parvenu. Allora tu ci dici: a te ne mangiaste menestra calleata? Io ci rispondevo: io mai me ne hai mangiato menestra calleata, perché la sera ne mangia menestra
non ci arrivava mai, ne mangiavamo tutta a mangiorno. E capisco dalle tue parole che il pubblico un po' si rispecchia, si riflette. Ma io mi ricordo quando la particolarità del mio far teatro, devo dire con tutto il rispetto, senza spocchi ovviamente, è quella di togliere tutti gli orpelli, tutte le scene, cioè sono io da solo, a volte con un mio collaboratore, con un paio di musicisti, l'ultima volta con un mio amico che saluto, percussionista dei Canicetti, Salvo Caruso. Salgo sul palcoscenico e comincio a narrarmi in quest'ottica dialogica, appunto, in cui è importante imparare a parlare di sé e ad ascoltare l'altro che parlano di sé. E quindi per questo lui si rivede in te allora. Assolutamente, è bellissimo. Quindi lui non mi accompagna, dialoga con me attraverso le percussioni ed è la gente mi guarda, io la coinvolgo, la guardo negli occhi, indico le persone, cioè la storia per esempio, no? Oggi c'è un tentativo molto chiaro di evitare che ognuno di noi possa raccontarsi in una storia personale, no? Sono sempre gli altri a scrivere la storia del mondo, no? È la tua, gli dico io, no? E loro rispondono, come sai che se tu non alzi la voce e non decidi di essere un minimo di protagonista, là ti mettono, cioè, non gli altri, questi altri così subito non esiste più, cancellano la tua storia perché sono sempre gli altri che tendono a raccontarla al posto nostro, capito? Storia, sì. È una cosa davvero, quindi io si girano solo Ansia Denaro è il tentativo di comunicare agli altri la necessità, il dovere, il diritto dovere di raccontare la propria storia e non far sì che siano altri a raccontarla al posto nostro. Ecco, bravo, e questo rende grande, vero, Salvatore Nocera Bracco, il medico artista. Ritorniamo ai bersaglieri. Diceva il Presidente che dopo l'esperienza della leva, anche se leva diciamo voluta come ufficiale, è arrivato questo tuo impegno nell'associazione sì. dei bersaglieri in congedo. Sì, è stato un colpo di fulmine abbastanza recente. Nel 2018 è stata costituita l'associazione bersaglieri sezione di Agrigento su input da parte di un agrigentino che vive a Catania, lo voglio citare, Enzo Tedesco. Agrigentino, lui ci tiene a dire che è agrigentino del Rabbato, trasferito definitivamente a Catania, lui bersagliere anche lui, che mi ha stimolato ad attivarmi per creare una sezione ad Agrigento. Hai fatto una ricerca? Sì, no, e col suo aiuto, perché io avevo completamente abbandonato, cioè lungi da me l'idea di organizzare una cosa del genere, pensavo fosse impossibile realizzarla. Lui mi ha dato le giuste indicazioni, mi ha dato una mano e sono riuscito nel giro di pochi mesi ad organizzare un gruppo. All'inizio eravamo in 18, sono riuscito a raccogliere 18 bersaglieri voglio raccontare com'è la genesi di questa associazione, perché è particolare. Il buon Enzo Tedesco dice, sai, io per i morti vengo sempre ad Agrigento ad onorare i miei genitori. Facciamo una cosa, io vengo con l'abito scuro e il cappello piumato. Tu ce l'hai il cappello piumato ancora? Sì. Vieni anche tu con l'abito scuro e il cappello piumato. E così abbiamo fatto. Ci siamo inseriti tramite un contatto. Una volta ci siamo presentati da bersaglieri non ci sono state difficoltà. Ci siamo inseriti nello schieramento d'onore al Sacrario e lì, appena finita la manifestazione, la cerimonia, si sono avvicinati alcuni che erano bersaglieri. Certo, una volta che ci hanno visto subito. È stata un'attrattiva e da quel punto in quell'occasione ho preso 3 nomi di bersaglieri, eravamo già in 4 e da quel momento la voce si è sparsa e nel giro di pochi giorni siamo riusciti a essere il numero minimo per organizzare una sezione, perché una sezione deve essere di 15. Noi siamo riusciti ad essere 18, abbiamo aperto la sezione e immediatamente devo dire che ci siamo subito dati da fare, perché già visto che parlate di Naro, nello stesso anno, quindi costituite a gennaio, a maggio abbiamo organizzato il nostro primo raduno provinciale, con pochissima esperienza, comunque ci siamo riusciti.
I cittadini di Naro sono stati molto molto soddisfatti. Una volta poi si è sparsa la voce, avvicinati, certo. Sì, sono avvicinati, anche lì abbiamo trovato degli altri bersaglieri di Naro che abbiamo inserito nella nostra sezione, e il nostro fiore all'occhiello è nel 2019, quindi l'anno successivo, nell'ottobre, abbiamo organizzato uno splendido raduno interregionale sud, al quale hanno partecipato ben 8 fanfare. Ma corrono solo le fanfare o correte tutti? Tutti. Fanfara suona e corre, e gli altri hanno preso, insomma. Chi non ce la può fare, lo facciamo in sottofondo. È un richiamo anche da parte di Salvatore. Mi fate correre, se fate censurare. Io avevo uno zio anziano, oltre 60 anni, una volta vennero a Raffadali i bersaglieri, poveretto, era malato. Appena vide il bersagliere si mise a correre come un pazzo, e ci gli ha visto muore. Ma che? No, sente la fanfara ti carica. Bene, vi chiamerò ancora per ricordare altri episodi ed altri aneddoti che possono essere, insomma, così anche compresi e apprezzati dal nostro pubblico. Ritorno a Enzo Alessi perché, insomma, non so, da qualche settimana, da qualche mese, tra i suoi 1824 incarichi ce n'è uno in più, è quello di direttore della biblioteca presidente della biblioteca di Raffadali. Certo, tu con i libri ci vai a braccetto, quindi per te, diciamo, è pane quotidiano. Io devo ringraziare il sindaco di Raffadali che ha voluto darmi questo incarico, e devo dire che la biblioteca di Raffadali c'è oltre 14.000 volumi, alcuni rarissimi, alcuni molto rari. Per esempio abbiamo la tesi di laurea di Pirandello lì, abbiamo diversi volumi curati bene dalla bibliotecaria che è la signora Nada Burena. Io mi occupo principalmente di accogliere autori che fanno libri, diciamo autori moderni, e quindi fare una programmazione. Ebbene, in questa programmazione io venerdì ho Giuseppe Maurizio Piscopo con l'ultima sua pubblicazione che ha fatto, ma ne avrò altri. Ospite proprio la settimana scorsa. È una bella pubblicazione dedicata alla vita analfabeto, dedicata al mondo della scuola, ma poi avrò anche Carmelo Sardo col suo ultimo libro, avrò Michele Guardia a luglio col suo secondo libro, il professore Stefano Miliotto, ho avuto Ester Rizzo, che è un'autrice di valore. Cioè, per me quella biblioteca deve essere un luogo di incontro, di valorizzazione, non solo degli autori locali, ma anche far conoscere ai cittadini autori di altre parti. D'altronde, vedi, io vivo questa mia realtà di Raffadali ormai con una certa frequenza. Un tempo stavo più ad Agrigento che a Raffadali, e le attività di cronista di Giudiziaria Nera, poi il teatro, poi la televisione e via dicendo. Ora invece mi dedico, anche per la mia veneranda età, mi dedico particolarmente a Raffadali, e devo dire di avere accanto anche un bel consiglio di amministrazione che mi supporta, mi collabora, fa le iniziative, e allora questo mi dà la possibilità. Mi collego spesso con le scuole molto sensibili, quelle di Raffadali, mi dà la possibilità di valorizzare questo incontro tra autori e cittadini. Una volta malignamente qualcuno ha detto che sono più gli scrittori che i lettori. E così o il pubblico e i cittadini. Una certa selezione, se mi permette, la faccio, perché quelli che scribacchiano versi, oppure magari scrivono libri che io non ci capisco perché l'hanno scritto, dico, ma ti può dare una pistola? Dice no, e allora perché scrivi? Non è che tra gli autori che avrò pure c'è io questi libri ce l'ho a casa, c'ho Salvo Palazzolo con il libro Rimbroglio e il caso Tandoi, e poi c'ho anche Arianna Mortelliti, che è la nipote di Andrea Camilleri, col suo primo libro. Quindi, come vedi, cerco di portare anche a Raffadali persone da lontano, diciamo, ma che dimostrano una capacità di scrivere e di rapportarsi con la gente notevole. Il pubblico ti segue, Devo dire che, dando continuità alle cose,
allora io nella sala della biblioteca comunale, che ha un 70 posti a sedere, a volte devo dire: signori, scusate se siete all'impiedi, ma non ho dove mettermi. Una bella soddisfazione, certo. Ritorno a Salvatore, perché nelle sue tante qualità, dicevamo, è attore, è artista, è cantante, è poeta, è scrittore, tante cose. Chiedo, glielo avevo detto prima dell'invito, che deve portarci un qualcosa di artistico, insomma, dai. Ah sì, adesso non so cosa hanno preparato, ho dato due indicazioni, uno riguarda un pezzo di un mio monologo, la mia scelta sul Livatino, sul Angelo Livatino, che tra l'altro abbiamo affrontato anche questo credo che sia il secondo o il primo. Piero, mi dai un cenno? Vabbè, va bene. Comunque, poi uno dei due, poi lo vediamo e poi ne parliamo, insomma, e l'altro è... Ecco, facciamo così allora, prima lo vediamo e poi lo commentiamo. Sono d'accordo con te. Vai Piero. Vai tu, fai tu. Il primo. Il primo. Prima lo vediamo e poi lo commentiamo. Nero sui tetti, l'alma mia gridano come amanti sconosciuta, d'amore si consuma, s'astuta come chiaria di luna. Sopra un cannone fui curioso ci così spiare e damma rispondio con gran dolore morire senza tocco di campana. I'm my way, 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 Siniero, li me anni, siniero, un saccione, ora che sono arrivato ad 80 anni, chiamo la vita e motti ma rispondo, e consatimi, l'ulletto, ora che i vermi sono mangiato tutto, se non lo sgutto callo m'è piccato, lo sgutto all'anda vita che ando rotto, e consatimi, l'ulletto, ora che i vermi sono mangiato tutto, se non lo sgutto callo m'è piccato, lo sgutto all'anda vita che ando rotto. I'm my way, 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 Signore, ti prego, ascolta questo anonimo canto di chi ti chiede un altro po' d'amore, di chi non vuole ancora un altro pianto. Signore, ti prego, ascolta questo anonimo canto di chi ti chiede un altro po' d'amore, di chi non vuole ancora un altro pianto. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria. Le radioline con la manovella, la nostra vita è molto più bella, meno pesante, meno nera, la nostra vita tutta intera, le nostre danze prima del tramonto, a chi avrei dovuto chiedere il conto, qualcuno però mi ha stretto la mano, portandomi con sé lontana, ma I'm my way, 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 I'm my way. La strada negli occhi, respiro a fatica, il colore del cielo come un grande velo, ho notato
vicino, però m'accoglieva quant'era calda, come una madre con il suo bambino. Ho notato nell'acqua smeralda che non era il mio oceano vicino, però m'accoglieva quant'era calda, come una madre con il suo bambino. Mama wa Mungu, mama wa Mungu, mama wa Mungu, waya kanisana mai, mama wa Mungu, mama wa Mungu, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria. Vai, vai. Bene, ho sentito sonorità un po' africane. Certo, questo, Sì. è, diciamo, questo è l'ultimo pezzo che chiude il mio spettacolo Io siciliano sono anzi di Naro, ed è un itinerario davvero A per me ricorda, importante. perdonami, la Missa Luba, Come no? che c'era il famoso film Il Vangelo secondo Matteo di Pierpaolo Pasolini. È così? Bravo. Anche. Ricorda, Perché anche ha fatto un lavoro straordinario. Grazie perché questa è una preghiera in effetti. Quindi, Signore ti prego, ascolta questo anonimo canto di chi ti chiede un altro po' d'amore, di chi non vuole ancora un altro pianto. C'è un insert che qua non ho inserito, ma l'insert in Swahili è Tafadhali nisaidie mama wa Mungu, tunaimbo upendo na uzima wa Mungu, mama wa Mungu wa, che vuol dire noi ci affidiamo a te Madre Terra, cioè Madonna, accoglici tu Madre Terra, cioè Madonna. È bellissima questa cosa ed è ovviamente la mia riflessione. Io ho lavorato tantissimo anche con gli extracomunitari, con i migranti eccetera. Io ho avuto così l'avventura di andare spesso in Africa come medico anche, però non come dire a fare le emergenze, ma in realtà a insegnare qualcosa, cioè a portare un'idea di uso di canna da pesca più che da loro il pesce, no? Occuparmi cioè di persone che si occupano di bambini di strada che sniffano colla in Kenya, a Nakuru. E questo itinerario che cosa ho fatto? Sono partito da Sudafrica, ovviamente sai Miriam Makeba, The Lions Need Tonight, che la versione originale è travolgente, non c'entra nulla con quella dei Platters, no? E Aimawe vuol dire balliamo, cantiamo, stiamo insieme. Passi dal Kenya dove ho rubato, tra virgolette, un paio di melodie, le ho inserite dentro Vittina Crozza, perché secondo me Vittina Crozza è una canzone molto triste, molto potente. Qualcuno dice che è rivolta, diciamo così, alle miniere di zolfo, qualcun altro invece, io sono più convinto di altro, perché la torre, cioè Ucantune è una torre dove venivano appesi, diciamo così, a monito, no? I condannati a morte, diciamo, no? Quindi più condannati a morte di così, poi arrivano nel nostro canale di Sicilia, passano e tutto diventa una preghiera dalla Agrigento a Siracusa, no? Dove c'è molta marianità, diciamo così, e mi ha colpito molto questa accoglienza che è stata fatta a questo pezzo, si chiama Naufragio, talmente bella che un certo Renato Marenco, non so se voi conoscete, sapete chi è, uno che ha lavorato molto con Renzo Arbore, è stato anche, no, nonché produttore di Nuova Compagnia di Canto Popolare, eccetera, che l'ha voluto con sé in una circuitazione radiofonica, ha scritto anche un bellissimo pezzo critico. Sono davvero onorato. Tra l'altro un'esperienza bellissima, sempre con questo pezzo, l'ho fatto con un coro di ragazzi extracomunitari neri a Gela, l'abbiamo portata a diventare l'animazione della messa, a una messa del Santuario delle Lacrime, cose, dico, bellissime, ecco, che ti hanno coinvolto e coinvolgono soprattutto le persone. Sì, esatto. Bene, abbiamo adesso un po' parliamo con i nostri bersaglieri, come diceva il Presidente, bersaglieri sempre in congedo, non ex bersaglieri. Carmelo Terrasi, come nasce la tua avventura di bersagliere? Con la leva, naturalmente. Sicuramente, nell'anno 1965 siamo stati chiamati per prestare questo servizio. È stata un'esperienza senz'altro positiva,
c'erano naturalmente gli anni verdi che ci aiutavano, diciamo, ad affrontare quelli che erano gli sforzi. 18 mesi il tempo tuo o 12 mesi? 15. 15 mesi. Erano 15 mesi e quindi praticamente ci hanno foggiato, abbiamo avuto Il carro è fatto a? belle esperienze. Pordenone. E mentre il servizio? Non ho capito. Il servizio poi? Il servizio sempre è Pordenone. Ah, sempre Pordenone, quindi sei stato, diciamo, ai confini Ai esteri. confini. E in quel periodo, insomma, l'est era quello che bisognava attenzionare di più, no? Sì, sicuramente. E adesso diciamo che c'è stata questa possibilità anche di rientrare tra gli associati e quindi vedersi con anche i colleghi, chi aveva fatto questo tipo di esperienza, diciamo, ci ha fatto tornare un po' indietro negli anni e forse, diciamo, abbiamo trovato una spinta per un po' rinvigorirci Una e essere seconda pronti ad giovinezza, ecco, bravo, una seconda proprio giovinezza. È proprio Ricordi così. qualcosa di bello o comunque di... Vabbè, la cosa bella era la libera uscita e la possibilità di fare amicizia. Si usciva in divisa? No, in divisa, allora sì. In quel periodo ancora, Allora, cioè non divisa, c'era la sì. possibilità di No, andare allora no, assolutamente. Assolutamente. E C'era il poi fascino della divisa? sì, come Sì. no, sempre. Si acchiappava, Sì, ma insomma. poi Pordenone è una città particolare, ne parlo perché io ho fatto il servizio da ufficiale, l'ho fatto all'8° bersagliere di Pordenone e la città è innamorata dei soldati, ma non, anche per un fatto non soltanto empatico, ma anche perché è una città dove i militari hanno portato e portano economia a quella città. Le grandi caserme, quindi Le grandi numeri, caserme, era tutto il Pordenone era il centro più grosso perché poi tutto il circondario era anche ora pieno, c'era Cordonos, c'era... Io ho fatto male allora a farmi raccomandare, perché Perché? quando ho finito di fare la scuola ufficiale alla Cecchignola a Roma, la mia prima destinazione era Gradisca di Sonzo. Sì, se no troppo lontano. Fatto male proprio. Sono rimasto a Roma al 13° autogruppo di Avevamo- Maronna. Noi, non solo noi ufficiali, ma anche vedevo che i soldati di truppa avevano con grande facilità, riuscivano ad inserirsi all'interno della popolazione e a farsi delle belle amicizie, insomma. Eravamo trattati bene, devo dire che eravamo trattati bene tutti quanti. Carmelo Terrazzi, servizio duro o nella normalità, diciamo? No, a Carmelo volevo chiedere. No, servizio duro, sì, perché diciamo principalmente Vita di caserma, le guardie, guarda, quello che si fa pausa. allora che si faceva la corsa, sempre di corsa, Sempre la corsa, sì. tutte quelle militare a esperienze- passo bersagliere di passo corsa. bersagliere sempre di corsa. Professor Alessi, con la divisa tu come sei messo? Soldato semplice, al distretto militare di Agrigento. Raccomandata. Diciamola tutta. No, arriviamoci, perché consigliere comunale. allora, avvicinamento c'era il giustificato, ruolo, ecco. c'era il non ruolo. giustificato. Non c'è stato... Salvatore invece C'era mi sa che Michele. No, io- tu hai fatto il militare, sì. Come no? Oh, Proprio sì, però... hai servito allo Stato No, allora. un mese di caserma, dice, poi mi hanno riformato per insufficienza masticatoria. Tu ci- Ma che signore? No, credevo che magari l'avessi fatto da laureato già. No, da laureato l'ho fatto. Ah, Però- no. sì, però ho rifiutato la UC, ho rifiutato Ah, non tutto sei andato a perché- fare l'ufficiale medico? No, il problema è che diciamo. avevamo già, era un'infornata di 1500, non so quante persone c'erano in quella caserma, tutti con la quinta elementare, e tra cui anche persone di Favara, mi ricordo, no? Ed eravamo lì, tutti scarsi tranne 4 medici. Appena eravamo là subito ne chiamarono, c'era, no? Quindi dice, certo, nella scheda. Ma 15 giorni non ho dormito, però io avevo via libera, cioè dove volevo andare, non avevo nessun tipo di disciplina da rispettare, anche perché lavoravo dalla mattina alla sera, dalla sera alla mattina come medico, e quindi- Certo. aiutava eccetera, ed è stato davvero interessante. Mi ricordo un episodio che era medico, c'era un caporale, tu poi sai questi che fanno tutti boriosi, no? Che poi Il caporale. dice, no, zitto, dice, lui ci fa il medico all'infermeria. Dice, scusate, appena disse così un brusio di silenzio, c'era uno spaccio con una fila lunga, non dico a 40 metri, c'era lì. Io vi uno che apre e torna subito. Dottor, prego. Sì, con uno scontrino ci andate a prendere la birra. E io da
cioè, tu sei tu quello dell'infermeria, dico sì, allora senti, tieni, questi due te li bevi più tardi, me ne detto Ruggero, ma come vai a fare? Un posto di privilegio. Assolutamente. Salvatore Casà invece, anche tu la leva? Sì, io nel 1982 ho fatto il carre ad Orvieto, poi la destinazione è stata il primo battaglione bersagliere della Marmora, Civitavecchia. Ah, quindi insomma sei rimasto Sì, in Italia. in Gendro. Avevi una bellissima incarico particolare? Allora, mi avevano dato l'incarico assaltatore fuciliere, dovevano essere tutte mie, le guardie e le polveriere. Mentre, siccome il battaglione c'era la fanfara, il maresciallo ci chiede se c'era qualcuno che si voleva imparare anche ad orecchio, che i commilitoni. Sì, e con questa calunnia mi ha dato il basso lui stesso. Ho imparato ad orecchio tutte le marce militari con il basso in va. Beh, che avevo, mentre eravamo sempre in giro. Era un posto migliore. Sì, non facevamo guardie, PAO, niente. Ogni 40 giorni scendevamo a casa, eravamo i fiori all'occhiello del battaglione. Si facevano le prove per tutti i santi giorni, tutte le mattine facevamo l'alzabandiera, poi andavamo in sala musica a fare sempre delle prove, perché eravamo sempre pronti per poter uscire durante il giorno, i vari caroselli storici che si facevano. Sempre impegnati eravamo per la vita. Quindi anche per te è stato un bellissimo ritorno ma io quando l'ho saputo sono venuto a saperlo che c'era mio cugino, che anche lui bersagliere, dice si sta formando l'associazione qua. Subito io questo cappello piumato sono andato a rintracciarlo nel magazzino dopo 40 anni, posteggiato, parcheggiato. Appena io l'ho preso, salti di gioia immense, perché integro dopo 40 anni, come si vede, con tutto il piumetto, il cappello piumato. Certo. Mi sembra che abbiamo visto la vostra fanfara anche al Mandorlo in Fiore. Sì. Di Caltanissetta, mi sembra. No, di Barcellona Messina. In quell'occasione ci è stata richiesta dal comitato organizzatore la partecipazione alla fanfara e abbiamo fatto venire la fanfara di Barcellona Pozzo di Gotto, che è una delle migliori fanfare a livello nazionale. Quindi, ne approfitto per dire che giorno 13 e 14 di maggio sì. Ci sarà fra qualche giorno, sabato e domenica prossima, ci sarà il nostro secondo raduno provinciale e verrà la fanfara dei Peloritani a suonare a Ribera. A Ribera. Sì, perché questo è un mio programma ben preciso. Ho deciso di ogni anno di organizzare un raduno provinciale nelle maggiori città della provincia di Agrigento. Quindi quest'anno l'abbiamo fatto a Ribera, già per l'anno prossimo ho preso contatti con il sindaco di Canicattì e lo faremo a Canicattì. E così di via, Sciacca, Licata e così via. Certo, anche per piumato, insomma, sì, per coinvolgere la provincia, perché non riusciamo, ci sono in provincia tanti bersaglieri, non riusciamo a coinvolgerli sufficientemente. Bravi i bersaglieri. Professor Alessi, ho letto che qualche settimana fa ti hanno nominato personaggio dell'anno. Così hanno voluto fare la Proloco. Hanno sbagliato in maniera proprio eclatante, perché tu non sei il personaggio dell'anno, tu sei il personaggio della vita. Hanno voluto darmi questo riconoscimento a Rappadali in occasione del 1° maggio alla Proloco. Certo, per il mio impegno culturale, ma io ritengo di poter dividere questo riconoscimento con tutti coloro che si impegnano in cultura, perché è importante. Fare attività culturale, lo diceva bene Totò, aiuta non solo se stessi, ma gli altri. Gli altri, a volte si dice con la cultura non si mangia, che è una gran fesseria. Ora sì. Si può fare anche, ma noi non lo facciamo per mangiare, certo, siamo pensionati, lo facciamo perché veder crescere la gente, vederla ragionare, vederla partecipare, aprire la mente, significa anche vedere meno cretini e meno delinquenti in giro. E a proposito di cultura,
volevo approfittare della tua presenza per chiedere anche la tua opinione di Agrigento, capitale della cultura. Qualcuno vede luce, qualcuno vede qualche ombra, sicuramente per me è un aspetto positivo. Certo, abbiamo 2 anni e mezzo insomma, di tempo per migliorare molte cose che vanno migliorate, però approfittiamone. Ha già gli elementi di cultura, la sua Valle dei Templi, il suo museo, la casa di Pirandello, ma anche il centro storico. La questione è che gli amministratori si devono non soltanto erigere a coloro che dirigono, comandano, ma innamorarsi di questa città. Si devono innamorare. Io conosco Miccichè, il sindaco, lo ritengo una persona di valore. Ecco, lo dico con chiarezza. Ma si devono innamorare di questa città, e certi politicanti invece che cercano solo di averne qualche beneficio personale, bisogna metterli da parte, perché questi fanno male alla città di Agrigento. Agrigento basta soltanto curare le cose. Poi dico, accanto a un sindaco ci sono degli assessori, ognuno faccia la sua parte. C'è un comitato apposta che ognuno faccia la sua parte, faccia la sua parte. Io faccio parte per esempio della Dante Alighieri, diretta benissimo da Enza Ierna. Bene, la Dante Alighieri dà il suo contributo. Ti faccio un esempio pratico. Ho scoperto, grazie anche a un amico professore di Catania qualche anno addietro, che un autore famoso piemontese, che era quello della Notte Santa, la famosa campanile suona della Notte Santa, Guido Gozzano, ebbene nel 1912 è stato ad Agrigento, doveva starci una settimana. Rimase oltre un mese nella città. Quello che ha scritto con un libretto, che ora si trova una sola copia alla Biblioteca Nazionale di Torino, la fotocopia a casa mia, ebbene 40 pagine del titolo L'altare del passato, è esaltante di questa città. E con la Dante Alighieri fra pochi giorni lo presenteremo proprio alla città, sperando che qualcuno voglia farne una ristampa, per la quale non chiedo niente se non ristampatelo, mettetelo a disposizione di coloro che vanno nella Valle dei Templi, di coloro che... perché veramente quell'uomo che poi morì giovanissimo di tubercolosi, quell'uomo si innamorò di questa città. E io per esempio lì al parco, la zona di Pirandello, al Caos, da qualche anno ho portato pure il premio Alessio Di Giovanni, che quest'anno si ripropone di nuovo, che stiamo però decidendo di farlo di nuovo a Raffadali su richiesta di molti, e questo mi ha fatto piacere, molti raffatalesi che dicono: ma un premio che abbiamo ideato qui a Raffadali, con la collaborazione tra l'altro degli amici del circolo Alessio Di Giovanni di Cianciana, che hanno voluto farmi socio onorario. Ebbene, con costoro io voglio portare avanti questo premio e onorare un grande poeta della Val Platani, che scriveva strettamente in siciliano e che però la prima commedia, Totò, Scongiuro, non si rappresentò qui, si rappresentò a New York nel 1908 con la compagnia di Mimì Aguglia. Ora, dico, signori miei, possibile che i nostri devono andare fuori? È giusto che ci vadano, ma anche qui diamogli onore. Salvatore, una tua riflessione su Agrigento, capitale della cultura 2025. La cultura, l'abbiamo detto, c'è, forse manca un po' di contorno. Vabbè, sai, c'è sempre, come diceva, come qualcuno subodora, no? Le mani dei politicanti più che dei politici, però devo dire che ci sono molte realtà vive che stanno cercando di portare avanti questa idea di Agrigento capitale della cultura, che se lo merita tutto, proprio per questo, per non parlare appunto della letteratura, perché Agrigento, dico, cioè Agrigento è la provincia di Agrigento, molti centri nel senso lato, cosiddetti minori nel senso che sono meno conosciuti, ma non minori che non sono il capoluogo, hanno un bagaglio enorme, tanto per citare la strada degli scrittori per esempio, no? che muove, no? A valorizzare
il patrimonio letterario da Porto Empedocle a Caltanissetta nella 640, no? Pirandello, Camilleri, Antonino Russello, Sciascia, Tomasi di Lampedusa, eccetera. C'è una dimensione davvero grande, e poi c'è da dire che è necessario, secondo me, adesso subito mettersi al lavoro, perché la cosa che tutti temono è che ci sia come dire, una specie di effetto boomerang, no? Cioè un ritorno negativo. Chissà, adesso non voglio parlare a Mato che nessuno mi prende, ma se io cammino, per dire, c'è la città pulita, dà un altro effetto, no? Se i servizi funzionano, dà un altro effetto, no? Se io non aspetto, e non l'ho mai aspettato, 2 ore un autobus che mi porti per dir così, da un posto all'altro. Tanto Agrigento ha anche una struttura urbanistica un po' complicata, stellare, perché ieri di San Leone a Fondanelle è un macello, quindi no? Ora però dico, spero che adesso anche il Teatro Pirandello, la Fondazione Pirandello ha messo su, no, una serie di attività, ma anche il Consorzio Universitario, no? Ci sono molte piccole, grandi, belle realtà che tentano di portare lustro ad Agrigento. Ognuno nel nostro piccolo è già tratta Agrigento come capitale della cultura, no? Avete detto bene, innamorarsi. Se gli agrigentini si innamorassero della propria terra, non ci sarebbe nemmeno bisogno di porsi il problema, no? Sapremmo già cosa fare. Probabilmente c'è un disamore perché c'è una distanza tra coloro che amministrano e gli amministrati, perché poi c'è questa idea un po' balzana, no? Perché poi tutti pretendiamo però di essere protagonisti in prima persona, non ce lo permettiamo mai, cioè nessuno si piglia la briga di essere responsabile, non si espone, no? Perché esporsi sa com'è, sappi chi si è, che mi conviene comunque a fare, sappi quali sono no, invece la cultura, come ha detto benissimo, sono contento di quello che ha detto Enzo prima, è esattamente quell'ambito, quel luogo dove le persone imparano a essere protagonisti del loro territorio, prendendosi le giuste responsabilità e i giusti rischi e imparando a trovare gli alleati giusti per poter dire quello che veramente reputa essere giusto fare. Presidente, volevo chiedere anche per io una riflessione. Approfitto del fatto che state parlando di Agrigento, capitale della cultura, per anticipare che ne ho già parlato con il sindaco Franco Miccichè, di organizzare nel 2025 un evento organizzato dai bersaglieri all'interno delle manifestazioni che Agrigento organizzerà per quell'anno. Era un raduno nazionale. Purtroppo il nazionale viene stabilito con anni di anticipo, per cui già allora, ecco, bravo, perfetto. Farò qualcosa la organizzerò, insomma, ecco, sarà un interregionale, sarà un regionale, sarà qualcosa, ma cercherò di organizzare qualcosa. Già io avevo già accennato prima all'interregionale fatto nel 2019, devo dire che ha avuto un grandissimo successo, e ancora, siccome io in quell'occasione ho avuto l'ardire di invitare anche le regioni del nord, e qualcuno ha partecipato, per esempio alcune sezioni della regione Piemonte, alcune della Lombardia, e la cosa che mi ha più sorpreso che questi bersaglieri del nord che sono venuti in Sicilia, ad Agrigento, stupiti, sbalorditi di quello che hanno trovato. Non parlo dei bersaglieri, parlo della regione, della città. Dico, pare che gente che aveva girato per tutta l'Europa, per tutto il mondo, non conosceva la Sicilia. Cioè, sbalorditi, e devo dire che hanno confermato questo loro apprezzamento per la regione e per la città, che molti di loro sono tornati l'anno successivo con le famiglie a venire a visitare la città e la Sicilia. Proprio il Daily Telegraph si chiama? Sì. Daily Telegraph qualche settimana fa ha detto che la Sicilia è la più bella isola del Mediterraneo, perché le isole greche sono solo greche, le isole Baleari sono solo spagnole, Malta è solo Malta, la Sicilia invece è tutto il Mediterraneo. È vero. Confermi, Salvatore? Lo vedi? Ma poi Esattamente questo è il problema degli agrigentini,
che dovremmo imparare a prenderci la responsabilità di essere il centro del Mediterraneo, perché noi non siamo soltanto un miscuglio ibrido di DNA, noi siamo un'unicità nel mondo, nel panorama mondiale, anche come DNA, perché dentro di noi c'è tutto, e però siamo siciliani, non siamo soltanto siculi, sicani, fenici, arabi, siamo siciliani, e come tale Agrigento in particolare è il centro geografico del Mediterraneo, e dovremmo prenderci la responsabilità, essere maturi per prenderci questo ruolo di centralità. Cannavista a toccare di diritto, Dio piacendo. Che dicevi, professore? No, io vorrei sottolineare che poi c'è ad Agrigento, io citavo poc'anzi la Dante Alighieri, ma ci sono associazioni come la Fidapa con Carmelina Guarneri, come il Sorò Pittimisti con Margherita Tupiano, come l'Ande con Carola De Paoli, associazioni che danno veramente lustro a questa città, che si impegnano, che danno molto. Poc'anzi si citava il Teatro Pirandello. Permettetemi di fare i miei complimenti a Francesco Bellomo per come ha portato avanti quest'anno il cartellone del Teatro Pirandello, e poi insomma abbiamo degli artisti di valore, Gaetano Aronica fa delle cose straordinarie come lui, anche Gianfranco Iannuzzo, ma Gaetano si è concentrato molto sulla città, ha fatto Ombre, questo spettacolo contro la violenza, contro la mafia, che è uno spettacolo che io gli dico, ma meriteresti veramente riconoscimenti a grandi livelli. Veramente, cerchiamo di tenere presente questo patrimonio, questa ricchezza umana che c'è ad Agrigento. Bene, Salvatore, poco fa tu avevi accennato, diciamo, al fatto che noi ti abbiamo detto di darci un contributo artistico delle tue tante cose, dei tuoi tanti impegni, avevi accennato al Livatino. Di cosa si tratta? Sì, no, io ho avuto la fortuna insomma, di lavorare tanto, tra l'altro c'è anche il Teatro della Posta Vecchia ad Agrigento che è un gioiello. È vero, Giovanni Quest'anno c'è stato questo connubio col Pirandello che veramente è stato vincente. Ha fatto il ridotto della Fondazione Pirandello, fatta anche il mio spettacolo era dentro questa fondazione. E il Livatino è stato per me un passaggio importante e fondamentale, sia come crescita personale che come crescita tra virgolette artistica, perché mi ha permesso di collaborare con gli Avion Travel, tra l'altro, quindi con Fausto Mesolella, e di avere anche Beppe Servillo che ha cantato 4 mie canzoni, con l'associazione Faro di Pace di Beppe Cartella, con i quali si andava anche a Meggiugori a fare i pellegrinaggi. Livatino, io avevo dei pregiudizi, lo devo dire, non ho nessun tipo di... il 9 di maggio tra l'altro ricorre anche la beatificazione di oltre che il Papa, il discorso del Papa impastato, Mauro, e la beatificazioni di Livatino. Ed è perché pensavo che fosse così, un bigotto, invece io l'ho incontrato letteralmente attraverso i suoi 2 scritti e ho scoperto delle cose straordinarie, qualcosa che quando io lo leggevo io piangevo di commozione, davvero, perché ha tuttora una capacità di interiorizzare l'altro, cioè uno che ti dice io devo dedicare tutto il mio tempo possibile a ogni imputato, ogni cartella per me è uguale all'altra, perché se ci sono i delinquenti, quelli veri, i mafiosi, quelli più importanti, ci sono anche dei poveri disgraziati che nessuno calcola, e il mio dovere è quello di studiare tutte le carte, e stavo fino a notte in tribunale proprio per questo motivo, una cosa straordinaria che mi ha insegnato, e io lo dicevo spesso da medico, anche se avevo, come dire, un'altra visione. Lui diceva che bisogna sforzarsi di tirare sempre fuori il meglio di noi stessi. Lui lo diceva da magistrato, io lo dicevo da medico, e io aggiungo, dobbiamo avere anche il coraggio, quando abbiamo imparato a stimolare gli altri a esprimere il meglio di se stessi, perché è questo che ci rende veramente fratelli, che ci connette, non tanto il merito, perché voglio dire, al di là della polemica con il merito non voglio parlare, ma se io cerco di tirar fuori dall'altro come educatore, come formatore, il meglio di se stesso, ognuno ha il suo. Einstein ha il suo, io ho il mio. Un ragazzo tra virgolette portatore di handicap di cui mi sono occupato per 25 anni di fila ha il suo, ma la cosa migliore è che noi dobbiamo scoprire quali sono le risorse dell'altro, e Livatino, incredibile a dirsi, mi ha insegnato questo. Ascoltiamolo.
Mi chiamo Rosario Angelo Livatino e nella dimensione che voi adesso abitate ho fatto il magistrato. Adesso mi trovo in una dimensione completamente diversa, ma nella vostra io sono stato ufficialmente ucciso da 4 giovani affiliati alla Stinga il 21 settembre del 1940. Adesso nella dimensione in cui mi trovo ho imparato a suonare la chitarra e persino un po' blues. Suonare la chitarra è divertente, sapete? Forse nella vostra dimensione ero un po' riservato, schivo. Dicono che non sorridevo quasi mai, adesso vi posso garantire che sorrido sempre. L'ho imparato da un prete di Brancaccio, con il quale ogni tanto scambio 4 chiacchiere. Lui mi dice sempre che se ognuno fa qualcosa si può fare molto. E sempre sorridendo. L'apostolo del sorriso lo chiamano qui, lo va gridando a tutti. Basta un sorriso e tutto si trasforma, la vera fisica dell'universo. Basta un sorriso e tutto ti ritorna, come una speranza che non abbiamo mai perso. Ah, non vi ho detto ancora come si chiama. Don Pino Puglisi si chiama, sì. E anche grazie a lui che oggi posso dirvi con tutta la forza che ho che la vita ha un grande valore, soprattutto quando la si vive con gioia. Non c'è bisogno di morire per volare liberi nel cielo. Basta alzare gli occhi, ma quale forza devi avere per volare liberi nel cielo? Basta alzare gli occhi, quale coraggio da te si vive per volare liberi nel cielo. Basta alzare gli occhi e quanti dubbi nella scelta di volare liberi nel cielo. Basta alzare gli occhi, c'è molto più gusto a sorridere senza il peso di un ricatto, conquistare il diritto a scegliere la vita di ogni giorno la vita, un giorno alla vita, senza bisogno di morire, per essere liberi di volare. Basta alzare gli occhi e scoprire il tuo cielo e persino imparare ad amare. Invece ti insegna a Guarda Salvatore, un Rosario Angelo Livatino che suona la chitarra con il ritmo del blues, non lo so, insomma, o gli è piaciuto tantissimo o te la tira addosso. Ma no, perché in realtà mi ha ispirato, cioè, il messaggio più bello di Livatino è imparare ad amare persino chi ti insegna ad odiare, ed è una cosa bellissima. Dico, questo io tra l'altro amo molto queste forme in cui io sono da solo, non ho bisogno di, no, proprio perché penso che il teatro è comunque sia il messaggio culturale, anche artistico in questo caso, sia una relazione a tu per tu. La maggior parte delle persone diventa pubblico, no? Spettatori che applaudono, sì, però non c'è una relazione reale con chi fa, no? Ci sono le scene, i costumi, le luci. Qua siamo a casa mia, abbiamo fatto una ripresa con i miei amici di Click Studio di Nairo, sì, no? Poco fa mi hanno accompagnato per esempio un'altra canzone, Kelly Moncada e Armando Cacciato, insomma sono amici che mi accompagnano senza nulla di particolare, e però ciò che conta è prendersi la responsabilità in prima. Gli artisti dovrebbero averla questa come dire, questa spinta a proporre delle cose, perché come diceva Pasolini, cantatelo voi che siete artisti veramente liberi, no? Che i poeti nella loro ingenuità non sanno che arrivisti sono coloro i quali non arrivano mai perché sono costretti a dire ovvietà.
Non so come dici nepes pseudo-artisti di Chissi che, giusto per usare un eufemismo, come si fa? Si fa così, scusate. Sì, l'abbiamo capito, l'abbiamo Ok, capito. perfetto. Ok, bene. Guardo l'orologio con piacere e anche con dispiacere, nel senso che siamo andati praticamente oltre la classica ora, ma credo che ne valsa veramente la pena, perché abbiamo parlato, abbiamo discusso, abbiamo anche visto delle cose veramente interessanti e credo che anche voi siete state coinvolte in questa nostra trasmissione. Quindi non ci resta soltanto che passare ai saluti e, come dico sempre ai miei gentili ospiti, anzi abbiamo visto, Giuseppe, vuoi inquadrare i nostri bersaglieri già con il cappello piumato in testa, così l'effetto è più bello, Presidente, o no? Certo, certo. Bene, bene. Dicevo d'Aquila le piume, vero? No, Gallo Cedrone. Gallo Cedrone. Scusate. No, L'Aquila. Gallo Cedrone è Dicevo originale, che tutti. passiamo subito ai saluti, ma i miei ospiti non salutano mai con un grazie, arrivederci, o comunque no, lo devono fare in maniera diversa, professor Alessi. Deve fare, non lo so, una citazione, una frase, un buon proposito, un qualcosa insomma che racchiuda anche quello che abbiamo detto e prospetti anche quello che è il vostro essere. A volte basta anche una parola, una frase, un buon proposito, anche un invito, una incitazione. Grazie della presenza e della partecipazione a Enzo Alessi, e mi fermo lì senza nessun altro titolo di sottopancia. Semplicemente ti dico che io credo nella nostra terra. Bisogna però che ci siano gli abitanti, gli agrigentini, che credano nella loro terra. A volte uno ci vive e non ci crede, crediamoci di più. Bene, per i nostri bersaglieri Andrea De Castro, Carmelo Terrasi, Salvatore Casà, come dicono loro, non ex bersaglieri ma bersaglieri in congedo. Un'inquadratura unica per tutti e tre, Presidente. Sì, io innanzitutto voglio ringraziare TVA per averci dato questa opportunità, questa splendida opportunità di farci conoscere. E l'ultima cosa è, ricordo ancora una volta che sabato e domenica prossima 13 e 14 ci sarà un raduno provinciale nella città di Ribera, e invito anche gli agrigentini a venirci a trovare a Ribera. Sarà uno spettacolo garantito. Bene. Carmelo Terrasi, si corre sempre? Sì. Nei limiti del possibile. Sicuramente sì. Grazie. Non come quando uno aveva 20 anni. Sicuramente. Grazie Carmelo Terrasi, grazie Salvatore Casà. Prego. Il basso lo suoniamo sempre? Mi sto riprendendo, in moto, avevo detto tempo fa al Presidente che qua lo può testimoniare, Presidente, sono diventato pazzo, voglio rimettere allora ci associamo con quelle di Caltano e Setta, stiamo riprendendo questo è il di tuo buon nuovo. proposito, allora riprendere a suonare Riprendere. Grazie della presenza e partecipazione, Salvatore Nocera Bracco. Io sono molto contento oggi di star qua, di ricordare molte cose e di essere nella mia località, perché è proprio nell'essere locale che tu incontri le persone, veramente ci stai a tu per tu accanto, anzi è proprio la risorsa più importante. Ecco, questo è il mio messaggio. La risorsa più importante che io ho a disposizione è l'esperienza degli altri e condividerla. Grazie della vostra presenza e partecipazione e grazie al nostro gentile pubblico che anche questa volta ha avuto la bontà di seguirci. Buona serata a tutti.